La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Sportivi siciliani, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Parliamo di Serie D, parliamo anche di eccellenza e lo facciamo oggi con un ospite importante, un amico di Penalty, mister Giuseppe Giordano. Ciao Giuseppe, ben trovato. Buon pomeriggio Ettore, è un piacere come sempre essere Io in una sono sempre trasmissione molto dove si parla di contento quando calcio. ci sei tu, proprio Grazie. perché con te parliamo di calcio a 360 gradi, dai settori giovanili ma anche attivamente, in questo caso anche di Serie D. Beh, facciamo quel che possiamo. Che dai. Serie D è questa Bella. di questa stagione? Bella perché c'è equilibrio e ci sono delle realtà che si stanno mettendo in evidenza e ci sono quelle 2 o 3 squadre blasonate, quantomeno nel girone I, che stentano un po', però è affascinante. Siamo domenica dopo soltanto domenica. però, volendo, quasi alla 10ª giornata, quindi ancora tutto aperto. Sì, abbastanza aperto perché chiaramente fra un paio di settimane insomma, gli equilibri si cominceranno a distaccare, quindi la qualità e le rose usciranno fuori e poi insomma sarà un campionato bellissimo. Intanto le siciliane Si stanno comportando sono bene. protagoniste e questo è quello che È conta. vero, è notevolmente diverso rispetto alla scorsa stagione, no? Sì, Lì, diciamo che lo scorso anno c'erano Siracusa e Regina che furoreggiavano, hanno fatto proprio un campionato a parte e poi tutte le altre quasi in sofferenza. Sì, diciamo che anche gli organici erano totalmente diversi, invece quest'anno insomma Più equilibrati. molto equilibrati e sono anche delle partite belle toste, belle vibranti e piacevoli anche per chi va a vederle allo stadio. Bene, bene. Allora, quindi apriamo ufficialmente la nostra puntata e lo facciamo appunto con il campionato nazionale dilettanti. Domenica si è giocata la 9ª giornata del campionato, eccola qua già la schermata dei risultati. Milazzo batte Ragusa Calcio 1-0, Savoia 1908 batte Vibonese Calcio 1-0, vince fuori casa la Gelbison 1-0 contro la Vigor Lamezia, Athletic Club Palermo batte Sambiase 2-0, Città di Gela che vince 3-1 contro l'Enna Calcio, vince anche il Messina 2-1 contro la Castrum Favara, vittoria nel big match tra Nuova Igea Virtus e Nis FC, vincono i messinesi 3-2 ed infine la Regina che vince fuori casa contro la San Cataldese. La partita Città di Asciriale e Paternò invece si giocherà mercoledì 5 novembre. Guardiamo la classifica perché lì ci possiamo rendere conto ancora di più, come ha detto bene Giuseppe, dell'enorme equilibrio che in questo momento regna soprattutto nella zona alta. Al primo posto abbiamo la Nuova Igea Virtus con 18 punti, con 16 Savoia 1908 ed Athletic Club Palermo, con 16 punti 15 Nissa FC e Vibonese Calcio, con 13 Città di Gela e Sambiase insieme anche alla Gelbison, con 12 punti il Milazzo, 11 punti Castrum Favara e Regina 1914, con 10 punti la Vigor Lamezia, 8 punti per San Cataldese, Città di Aciliale ed Enna Calcio, con 6 Paterno Calcio, Ragusa con 4, chiude la classifica però attenzione con 2 punti ma con ben 14 punti di penalizzazione già recuperati, questo Messina di Romano che ci sorprende settimana dopo settimana. Guardiamo anche la schermata degli incontri che invece ci saranno la prossima settimana, parliamo di Castrum Favara Vigor Lamezia, Enna Calcio Città di Aciliale, Gelbison Savoia 1908, Milazzo Città di Gela, Nis FC Messina, Paterno Calcio Athletic Club Palermo, Regina 1914 Nuova Igea Virtus, Sambiase San Cataldese, Vibonese Calcio, Ragusa Calcio. Beh, se devo essere sincero ci piace questo girone perché veramente in testa c'è un rincorrersi praticamente di settimana in settimana.
Sì, abbiamo visto che ci sono 5 squadre con 3 punti di distacco e quindi credo che insomma ogni partita, la settimana prossima sarà veramente una giornata abbastanza particolare perché ci sono degli scontri dove chiaramente i punti valgono di più e È quindi vero. dovremmo essere bene se avessimo la possibilità di dividerci in 4-5 parti. È vero. Però è chiaro che se uno dovesse scegliere una partita è chiaro che Questa quella potrebbe essere la più interessante. interessante, anche perché insomma c'è una che vuole recuperare adesso l'arrivo anche di Torrisi ha galvanizzato e c'è l'altra che vuole mantenere, c'è arrivata attraverso i risultati, c'è la testa della classifica. È vero, è vero. Due squadre che comunque hanno giocato domenica e si sono affrontate a viso aperto sono state il Savoia 1908 e questa Vibonese. Attenzione perché il Savoia zitto zitto è lì. Ma guarda, per me il Savoia è al di là del fatto che non è una sorpresa, però è una squadra solida. Solida. Pur non vedendola giocare, cioè in 7, quanto sono? 10 partite che hanno fatto? 9 giocate, in 9 partite, giornata. 13 gol fatti e 5 subiti. Difesa Quindi arcigna. è uno stile di 40 anni fa dove tu facevi il gol e lo mantenevi fino alla fine. La palla. E quindi è una squadra che sicuramente è molto solida, c'è molta complicità tra i vari atleti e poi insomma quando giochi in casa hai 4.000 persone che fanno la insomma, differenza. Tra l'altro la scorsa settimana nello scontro contro la Nissa, volendo, avevano quasi pareggiato, poi la scelta dell'arbitro di annullare il gol, a dimostrazione che anche fuori casa questa Savoia si fa sentire. Giocano con tranquillità, sanno benissimo di avere qualcosa forse in più rispetto alle altre e quindi questa scioltezza e questa tranquillità, come stavo dicendo poco fa, li porta poi ad avere l'occasione giusta per far gol e poi insomma si sanno difendere molto bene. Hanno vinto in casa 1-0 contro la Vibonese, ci guardiamo gli highlights e tra l'altro c'è anche l'intervista con il presidente proprio del Savoia. Se questa partita finiva 4-0 e non ci saremmo rubati nulla, sono stati tre gol mangiati, possiamo dire, e quindi benissimo, quindi una vittoria giusta, meritata, perché le partite si vincono e sono meritate quando si vedono le più palle gol, diciamo, nitide. Diciamo che oggi, questa partita ci siamo persi tre gol fatti. La squadra più giovane di questo campionato di serie del Girone I. Siamo più giovani anche della Vibonese, che dice che è la squadra più giovane, ma come età media più bassa il Savoia. Quindi ci riteniamo oggi un progetto interessante perché abbiamo, io dico sempre, dei calciatori, non parliamo più di under-over perché diventa, in un mondo moderno del calcio dove vediamo che più grandi giocatori non superano i 20 anni, parlare di under ed over diciamo, è un qualcosa che io dico obsoleto. Oggi i calciatori sono calciatori a 18 anni, a 20 anni, a 21 anni, l'abbiamo visto nel calcio sia antico che moderno. Diciamo bene così, abbiamo vinto, il campionato è lungo, non festeggiamo perché prendiamoci questo risultato meritato anche per questi momenti diciamo, negativi che sono successi a causa di arbitraggi sbagliati, però bene così. Complimenti dunque alla Savoia 1908, lo vedremo sicuramente con molta intensità anche nelle prossime partite, mentre stiamo vedendo invece con tanta intensità il cammino dell'Athletic Club Palermo, perché da neopromossa attualmente la possiamo veramente classificare come la squadra rivelazione di questa stagione. Sei d'accordo? Assolutamente Giuseppe? Sì, io faccio i miei complimenti alla struttura societaria e poi chiaramente il lavoro di Ferrari è stato diciamo, messo in una condizione tale da avere un gruppo di ragazzi, qualcuno veniva dalla promozione l'anno scorso nel campionato d'eccellenza. Qualche nome importante per la Serie D c'è. Certo, ahimè, mi dispiace che stanno subendo, tra virgolette, questo handicap dello stadio. Mi auguro che l'amministrazione capisca che è la seconda squadra della città e si sta comportando alla grande in un campionato importante. Hanno investito nel settore giovanile. In questo momento sicuramente il migliore che c'è in Sicilia, è vero. Con anche delle figure abbastanza professionali. Quindi io mi auguro che dalle prossime settimane questa squadra, questi ragazzi possano avere la possibilità di avere un pubblico che
una domenica sì, una domenica Certo, no, ma certo. vede sempre del calcio, Certo. è importante anche se un campionato di quarta serie. È chiaro che il Velodromo è uno stadio un po' troppo grande, magari per la dimensione dei tifosi dell'Athletic, che comunque dobbiamo ricordare vabbè, ma- gestisce anche Capaci, Ma, sai, seppur ancora però un po' a rilento. se aprono soltanto la tribuna già sarebbero 3.000, 4.000 persone. Vabbè, è un numero, e certo. su 1 milione di persone che insomma siamo in città. Possibilmente il Palermo non gioca neanche in casa. Certo, ma cioè, io penso che il coinvolgimento sarebbe, perché poi quando dicevo i complimenti alla struttura societaria è perché hanno delle persone che hanno delle iniziative. Sì. E quindi coinvolgere tutte le scuole calcio a partecipare a una partita, no? Sì, è ecco, vero. quello sarebbe già qualcosa di importante per Siamo le nuove contenti- generazioni, perché queste sono realtà dove dovrebbero permettere alle nuove generazioni di avvicinarsi a questo sport e non di scappare. Questa cosa non è successa a Catania un paio di anni fa con l'Atletico. Hai capito? Perché Catania, adesso, ahimè, purtroppo vanno tutti adesso al tennis perché si vince, si va alla pallavolo perché si vince. È chiaro. Perché chiaro. queste generazioni non vedono da 15 anni il mondiale. Athletic Club Palermo che batte il Sambiase, attenzione, può passare un po' sottotono questa cosa, invece secondo me dobbiamo dire che ha battuto una squadra che i suoi punti sin qui li ha fatti pesantissimi. Diciamo che il Sambiase è una squadra che l'anno scorso è stata la rivelazione. Sì, ha fatto i playoff tra l'altro. Sì, e quindi non era facile batterla, anche perché loro venivano da risultati, diciamo, con delle squadre forse leggermente meno attrezzate, e quindi aver vinto in casa e anche bene, Sì. perché poi alla fine si è vinto anche bene. Questo la dice lunga sull'entusiasmo, sul modo di lavorare, sul modo di affrontare la settimana. Quindi un grosso complimento a tutta, diciamo, la struttura dell'Athletic È Palermo. un doppio complimento appunto a questo Athletic che continuerà sicuramente questa sua marcia che attualmente è importante. Io sono dell'idea che l'obiettivo della società è quello principalmente, almeno per questa stagione, di stabilizzarsi nella categoria, parole testuali del presidente Conte, e poi magari chissà la prossima stagione, ma quella sarà un'altra storia. Andiamo avanti perché la storia del Messina ci sorprende. Poi ti tocca un po' il cuore a te, no, insomma, ex Messina, quindi questo Messina che ha sorpreso tutti. Ma io in questo momento, se mi permetto di dirlo, proprio per il discorso che dicevi tu, per la simpatia, cioè io non vedo 2 ma vedo 16. È vero, dovremmo vedere 16, purtroppo vediamo 2. La realtà è quella, perché nessuno si poteva immaginare che 9 settimane fa, all'inizio del campionato, il duo, dobbiamo dirlo, Il duo che in una settimana ha fatto Romano squadra. Martello avrebbero portato la squadra ad essere a +2 a 9 Giornate. dopo 9 giornate di campionato. Quindi un grosso lavoro, un grosso È vero. complimento a questi due nostri, diciamo, amici, che veramente hanno mostrato che negli anni precedenti avevano fatto bene dove hanno lavorato. Parliamo di Licata. E quindi merito loro se riescono a fare questi risultati. Ma perché io sono stato a vedere il derby e ho visto un'altra volta un entusiasmo, anche se è una partita particolare, ma l'entusiasmo che poi si è ripetuto con il Favara. Ecco, ma se tu non sei forte, Sì. non recuperi e invece loro ce l'hanno non fatta. vinci col Favara, perché Infatti. il Favara è sempre una squadra Giovanni abbastanza Martello la forte. scorsa settimana è stato presente, anche lui ha detto le stesse cose, l'entusiasmo aiuta a giocare bene anche le partite, anche se mentalmente sei stanco dalla partita precedente. Sai, il risultato l'entusiasmo positivo fa ti porta tanto. al risultato positivo. È vero, quindi è vero. le fatiche Guardiamoci gli highlights, questa bella vittoria proprio contro la Castrum Favara, la partita è finita 2-1 per i ragazzi di Romano. In un clima di rinnovato entusiasmo, il Messina riceve al Franco Scoglio la visita del Castrum Favara nella 9ª giornata di Serie D Girone I. Gara dal sapore speciale, prima casalinga assoluta della gestione del Racing City Group, dopo la presentazione ufficiale con il presidente Justin Davis e il vicepresidente Morris Pagnello, accolti all'ingresso in campo tra i fuochi d'artificio, insieme alla curatrice Maria Di Renzo, e poi sotto la curva ricevere il caloroso saluto dei tifosi che festeggiano finalmente la nuova proprietà. Pronti via, Vaccaro ci prova da lontano per il Castrum Favara, tentativo alle stelle. Al settimo, insistita azione del Messina conclusa dal tiro di Orlando dalla sinistra che termina non distante dalla traversa. 5 minuti più tardi, spunto sulla corsia destra di Maisano, cross in mezzo e pallone che filtra per Touré, che si gira e calcia spedendo alto. Sfuma un'ottima occasione per il Messina.
Brivido invece al 15° quando Sorrentino esce completamente a vuoto e deve immolarsi Clemente per salvare sulla linea il tiro a porta spalancata di Frangiamone. L'abbraccio successivo tra l'estremo difensore del Messina e il compagno dice tutto. Il Messina la sblocca al minuto 40. Traversone da sinistra pennellato da Orlando per il colpo di testa di Rossetti che sovrasta l'avversario diretto e si fa trovare pronto all'appuntamento col gol. Il secondo di fila al Francoscoglio dopo quello decisivo nel derby dello Stretto. Incontenibile l'esultanza sotto la curva del giocatore in maglia 72. Il Castrum Favara agguanta però il pari al quarto nella maniera più incredibile. Lo realizza Vaccaro dalla lunga distanza, sorprendendo un distratto e colpevole Sorrentino. 1-1 e tutto di nuovo in equilibrio. Eccessiva la libertà concessa al numero 3 ospite al momento del tiro, ma evidente la dormita del portiere che costa cara. Al 35° Messina vicinissima al 2-1 proprio con Bombaci che prende la mira su suggerimento di Touré, ma vede infrangersi la sua conclusione a giro contro il Legno. A far impazzire il Francoscoglio ci pensa però Saverino che a 3 minuti dal 90° viene pescato a centro area da Touré, spedendo di testa alle spalle di Lauritano. Delirio totale e vantaggio meritatissimo per un Messina che ha spinto tanto per cercare la vittoria. Finisce con il Messina a far festa, la squadra di Romano azzera la penalizzazione e va a 2 punti in classifica, mantenendo un cammino sul campo da quartieri alti. Esordio migliore per i Racing City Group non poteva davvero esserci. Ma sì, dai, facciamolo un applauso, facciamolo un applauso, quello sì, perché voglio dire, trovarsi in questa situazione per Giovanni Martello e Romano al momento dell'arrivo a Messina e portarla dove è arrivata sin qui, credo che sia già una vittoria in campionato. Però attenzione, c'è un però, perché adesso domenica giocano in casa della Nissa, che a sua volta è stata battuta dalla nuova Igea Virtus. Allora ci guardiamo il servizio nuova Igea Virtus Nissa e poi parliamo di questo eventuale scontro Nissa-Messina. Guardiamocelo insieme, la partita appunto che ha visto soccombere la squadra di Napoli 3-2 in casa della nuova Igea Virtus. Derby siciliano di alta classifica allo stadio Dalcontres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto, di fronte Igea Virtus e Nissa, 2 squadre in grande forma nel girone I di Serie D. Il match si accende subito e dopo appena 10 minuti sono proprio gli ospiti a colpire. Cross perfetto dalla destra, Terranova la mette all'incrocio dei pali, un colpo di testa spettacolare, 0-1 Nissa, bianco scudati avanti e secondo gol in campionato per Terranova. Ma l'Igea non ci sta, al 22° episodio chiave, rigore per i giallorossi per un presunto tocco di mano in area di Bruno. Sul dischetto va Samaché, l'ex di turno, rincorsa breve, spiazza Castelnuovo e fa esplodere il Dalcontres Barone. 7° gol in campionato per lui, 1-1 e partita riaperta. La squadra di mister Marra ci crede e continua a spingere. Al 41° brivido in area Nissa, Maddaloni di testa, il portiere blocca nei pressi della linea. Proteste vibranti dei giallorossi, ma per arbitro e assistente non è gol. Il boato però arriva poco dopo, siamo allo scadere del primo tempo, il capitano Calafiore toglie la sicura al destro e dai 25 metri sgancia un siluro all'incrocio. Gol pazzesco, nulla da fare per Castelnuovo e il Dalcontres Barone esplode di gioia. Igea Virtus avanti 2-1, rimonta completata e primo tempo che si chiude tra gli applausi. Terza rete stagionale per Calafiore, leader e trascinatore di una squadra che continua a sognare in grande. Ripresa che si apre con l'Igea Virtus ancora all'attacco, dopo appena 4 minuti ci prova Cess con il destro, ma Castelnuovo si oppone, tiene in partita la Nissa. Gli ospiti reagiscono al 59°, Silvestri di testa sfiora il pari ma il pallone finisce sull'esterno della rete. La partita resta vibrante, intesa con continui capovolgimenti di fronte. Al 70°, momento di tensione, il direttore di gara espelle il tecnico ospite di Napoli per proteste e la Nissa perde così il suo allenatore, costretto a lasciare la panchina. 3 minuti più tardi standing ovation per il capitano igeano Calafiore, autore di una prestazione da leader. Esce tra gli applausi del Dalcontres Barone, al suo posto entra Cardinale. Nel finale l'Igea prova a chiudere il match, Maddaloni calcia alto da buona posizione, ma il colpo decisivo arriva nel recupero, minuto 92, errore di rilancio di Castelnuovo. Samaché è il più lesto di tutti e mette dentro il 3-1. Esplode lo stadio, doppietta personale per l'attaccante maliano, 8° centro stagionale, primato solitario nella classifica marcatori. Subito dopo Samaché lascia il campo tra gli applausi scroscianti del pubblico barcellonese.
veronese. La Nissa però non molla e al 96esimo trova il gol che accorcia le distanze, rigore concesso per un contatto tra Squillace e De Felice. Dal dischetto Diaz non sbaglia e fissa il punteggio sul 3-2. Finisce così dal Contres Barone, il Gia Virtus batte Nissa 3-2, conquista 3 punti pesantissimi e vola in testa alla classifica con 18 punti. La Nissa scivola invece al quarto posto, ferma a 15, un'altra giornata di festa dunque per i giallorossi di Mister Marra, che continuano a sorprendere e a sognare in grande. Allora dobbiamo parlare, abbiamo detto, di 3 squadre, di questo Messina che va a giocare in casa della Nissa, ma parliamo prima comunque di questa nuova Gia Virtus, ossatura di grande esperienza, Maltese, Calafiore, Cicirello, Samachè, voglio dire, non è una squadretta che per la Serie D, insomma, non può fare bella figura. No, diciamo che quest'anno Marra sta lavorando con un gruppo di persone esperte della categoria del girone, e quindi sono contento, perché poi sai, sono di quelle piazze dove poi c'è l'entusiasmo che ti porta la gente ad andare in trasferta. Giuseppe, hai detto bene, poi l'entusiasmo poi ti può portare veramente più lontano di quanto tu magari non ci pensavi, o magari pensavi di avere... Sei ottimista per questa cosa? Sì, abbastanza ottimista, anche perché, ripeto, i numeri non sono inconfondibili, essendo 12 squadre siciliane, magari 4 lotteranno per la promozione, gli altri magari dovranno lottare per rimanere nella categoria, vero, quindi siamo una forza di questo gruppo. Allora parliamo di questo 2 invece, Messina che va in casa della Nissa. La battuta nasce dal fatto che questo Messina può far paura a questa Nissa, che attualmente viene da una sconfitta, l'allenatore è squalificato 4 partite, un po' di maretta credo che ci sia in casa nissena. Sì, e questo deve far riflettere molto, anche se non c'è bisogno, perché Romano sa benissimo che non sono partite facili, sono la sua esperienza lo farà riflettere. Insidiose, nel senso che magari qualche giovane può essere molto entusiasta in questo momento, e poi va in un campo dove lì hanno bisogno di riscattare tutto quello che è successo, quindi è una partita che deve essere giocata, anche perché no, anche sporca per certi versi, però con molta attenzione, perché la Nissa, stiamo parlando di una squadra Mi dove... fai un pronostico secco, 1x2? Dai, veloce, dai, io vado sull'1x. 1x, quindi leggermente avvantaggiata la Nissa, anche perché credo dal punto di vista tattico, credo che anche se manca il comandante, c'è il vicecomandante, però è sempre una partita. I giocatori che vanno in campo sono giocatori importanti. Sì. Così come sono stati anche dei ruoli importanti all'interno della Regina, perché la dirigenza ha sposato un nuovo progetto, è andato via Trocini e adesso è arrivato Alfio Torrisi. La Regina va in casa della San Cataldese, battaglia sul campo a 360 gradi, e alla fine ha portato via 3 punti che sono pesantissimi per la sua classifica, perché è diminuito ancora il gap, da 8 è passato a 7, e guarda caso adesso c'è lo scontro contro la nuova Gia Virtus. Però come tutti ben sappiamo, l'allenatore non ha la bacchetta magica, è stato bravo magari a costruire, a lavorare su alcuni punti strategici sulla mentalità dei ragazzi, e ha vinto, perché poi chi vince ha sempre ragione. Però adesso c'è questa prova, ed è una prova importante, non è la prova del 9, ma è una prova importante perché gioca con la prima in classifica. Ci sarà chiaramente attenzione da parte dei tifosi che vorranno vedere questo cambiamento. Ma è soltanto la 10ª giornata lo so, di andata. Però da lì scatta, perché se tu fai anche bene contro la capolista, ancora di più il gap. La capolista, allora magari si riaccende, siamo sempre al discorso dell'entusiasmo, c'è quella voglia di seguire la squadra, di rivedere un po' tutto quello che magari si è detto in maniera negativa, come accade spesso e volentieri, perché chi vince salgono tutti sul carro, quando si perde rimane soltanto Sarà comunque una bellissima partita. Quello sì. Io anche ne sono perché pienamente convinto. Si gioca in uno stadio di Serie A, perché il Granillo è sempre uno stadio sicuramente importante. Assolutamente. Regina che vince, abbiamo detto 1-0 contro la San Cataldese. Guardiamoci gli highlights. L'avventura di Alfio Torrisi sulla panchina della Regina parte dalla sua Sicilia.
questo pomeriggio il giovane tecnico subentrato in settimana Bruno Trocini fa il suo debutto ufficiale. A lui il difficile compito di rilanciare le ambizioni di una regina che oggi non può permettersi passi falsi, anche per non compromettere ulteriormente una classifica già di per sé abbastanza complicata. C'è la sovrapposizione da parte di Porcino che arriva sul fondo, prova a metterla dentro, la conclusione, la parata, ottimo l'inserimento da parte di Porcino, il cross al centro e la conclusione con la parata del portiere della San Cataldese. Prova a ripartire adesso la regina con Grillo, si va da Montalto, cambia lato e cerca l'inserimento di Distratto che salta un avversario ma non ha spazio e poi è costretto a tornare da Mungo che cerca e trova Di Grazia. 1-2 ancora con Distratto, quindi Porcino la mette al centro per l'inserimento di Montalto. Primo gol in campionato, dunque finalmente si è sbloccato Adriano Montalto. Vediamo il cross da parte di Porcino, ma ottimo anche l'inserimento da parte di Distratto. È partito proprio da lui, è partita proprio da lui questa azione. Festeggia Adriano Montalto che trova finalmente il primo gol in campionato e la regina è avanti al minuto 36. Vediamo quanto accaduto a gioco fermo. Un colpo del capitano e la gara della San Cataldese si complica maledettamente. Un'ingenuità da parte del capitano e San Cataldese in 10. Punto di battuta, San Cataldese che proverà a sfruttare quest'ultima azione. Resta alta la linea difensiva, parte il cross, il colpo di testa e la parata di Boschi. Proprio in questo momento arriva il fischio del direttore di gara. Le squadre vanno a riposo con la regina avanti 1-0, decide il gol di Montalto. Intanto ci sono le proteste dei giocatori della San Cataldese, l'indirizzo del direttore di gara. Tutto è pronto dunque per il calcio inizio di questo secondo tempo. Già in piedi Alfio Torrisi e si parte. Salgono le torri, tanti uomini in area di rigore. Parte Di Grazia, la palla passa, ci prova Blondet ma non trova la porta. E riparte la San Cataldese, c'è la pressione da parte di Grillo che costringe San Cataldese a tornare da Maravigna. Lungo lancio in profondità, cercare l'inserimento del solito Ferrigno, stavolta alla meglio nei confronti di Palumbo che rischia tantissimo. Minuto 74, in verticale, pito duro da Blondet che qui rischia tantissimo. Seconda ammonizione, secondo giallo. No, Andrea, non è ammissibile un giocatore di questa regina in 10. esperienza. Ancora il numero 17 Rozzi può in profondità a cercare un compagno, cerca la giocata, la chiusura da parte di Daniel Adejo. Che rischio qui per la difesa Amaranto. Castro recuperare l'ennesimo pallone, salva tutto Salandria, poi Girasole che esulta in faccia a Castro guadagnandosi questo calcio di punizione. Ma proprio in questo momento arriva il fischio del direttore di gara, esulta Alfio Torrisi, vince la sua prima partita sulla panchina Amaranto, decide il gol di Adriano Montalto. Regina dunque che sbanca a San Cataldo, vince 1-0 e continua il suo percorso di rilancio nell'augurio che appunto Torrisi possa avere le chiavi giuste per cercare di riuscire a scalfire anche in quello che in questo momento è un gap non di poco conto, 7 punti rispetto alla prima. Ma io personalmente credo che Alfio abbia le qualità, ma anche la società abbia in mano la situazione ben chiara e quindi potrà mettere a disposizione dell'allenatore l'equilibrio giusto e la determinazione giusta. Sì, però non è spiegabile come mai nelle settimane precedenti con un buon allenatore che a sua volta aveva fatto bene, queste cose non sono accadute, però insomma questo fa parte del gioco e auguriamo a Torrisi, anche se Trocini mi pare che è stato cercato addirittura subito dal girone H, sì. C'è qualche situazione particolare. Molti allenatori del girone I
lì poi trovo una sistemazione. Sì, anche perché sono obbligati, se obbligati a vogliono, cambiare rientrare, girone per andare in un altro regolamento. girone. Ma infatti molti troveranno sistemazione. Parliamo adesso di Vigor Lamezia Gelbison che vince in casa della Vigor Lamezia ed una Gelbison che tenta di rientrare. Qualche punto perso, insomma, ha creato questa differenza rispetto alla zona di testa, però è sempre una squadra che è difficile da battere. È un'altra squadra che ha un'esperienza in questo girone, perché 25 in Lega Pro. lo fa da tanti anni. E quindi conosce la realtà ed è, secondo me, costruita per essere una delle tante protagoniste. Poi se si trova lì magari se la gioca. Certo, come però spesso sono dei punti sicuramente pesanti che, come dicevi tu, avvicinano al treno che sta in testa alla classifica. Io vorrei parlare del Milazzo, perché Curiale, ragazzi, ha un pezzo pregiato per la categoria. Sì, però non ci dimentichiamo che Curiale nelle ultime stagioni non è che abbia fatto la caterva di gol che forse servono in questo momento al Milazzo. Però sai, tra poco il pesce, il mare, la tranquillità. Vabbè, Milazzo è un posto meraviglioso. Sentiamo anche i due allenatori. Gelbison che vince contro la Vigor Lamezia 1-0. Un allenatore quando subentra sogna una roba del genere, però devo dire grazie ai ragazzi, sono stati 4 giorni meravigliosi, mi hanno accolto bene, mi sono stati appresso, avevo sensazioni positive, no? E abbiamo fatto, come ha detto lei, una partita gagliarda, fatte anche di idee, no? Visto la squadra giocare, palleggiare, mi è piaciuta tanto nello sviluppo del gioco, e poi quando c'è stato da soffrire l'abbiamo fatto, secondo me, in modo perfetto, no? Nel senso, siamo stati squadra, siamo stati corti, stretti, li abbiamo fatti soffrire giocando in attacco diretto, dove loro poi hanno perso molti palloni, alla fine credo ci sia stato un successo meritato. Purtroppo il calcio è questo, a volte ti dà, a volte prende, però sicuramente si poteva fare meglio. Abbiamo provato a costruire anche perché ce lo permettevano, però poi nei 20 metri finali, 25, eravamo un po' troppo piatti, quindi favorivamo la loro densità centralmente. E qualche volta siamo usciti bene sulle fasce, avevamo la possibilità di chiudere l'azione bene, ce n'è stata una emblematica quando siamo 3 contro 2, sbagliamo il passaggio semplicissimo a terra. Abbiamo commesso un errore, un'ingenuità sul gol, però quello che mi dà noia, lo dico chiaramente, l'ho detto nello spogliatoio, non mi è piaciuto l'atteggiamento di chi è subentrato. Non dico tutti, perché alcune sostituzioni sono state forzate per via dell'infortunio, ma le scelte che avevo fatto con Embalo e Marigosu per dare più fantasia, più dinamismo, più qualità in quel momento che ci voleva. Se questo è l'atteggiamento, soprattutto di Embalo parlo io, non mi sta bene perché è un giocatore importante, lo conosciamo tutti quanti, però è un giocatore importante quando si mette al servizio della squadra. Attualmente oggi non è successo e mi dà, ve lo ripeto, parecchia noia, perché stiamo aspettando, la società ha investito su questo elemento umano e fare una figuraccia del genere non mi va, c'è bisogno di rispettare il pubblico che viene, che paga il biglietto, siamo in una grossa piazza, sono anche a casa, quindi mi dà noia, scusate lo sfogo, però è così. Apprezzo chi ha dato il massimo, chi è entrato, qualità minori a livello tecnico meno, ma a livello morale, a livello di attaccamento preferisco il resto. Dichiarazioni forti da parte dell'allenatore della Vigor Lamezia, forse anche per smuovere un pochettino tutto l'intero ambiente. Parliamo del Gela, questo Città di Gela che vince una battaglia contro l'Enna Calcio, anche lì insomma alcuni tuoi ricordi personali della scorsa stagione con il settore giovanile. Città di Gela che doveva per forza vincere, per cui la squadra di Gaspare Cacciola era quasi a un bivio, se non vinceva probabilmente la crisi sarebbe stata ormai incontenibile, o sbaglio? Ma ricordiamoci che un paio di settimane fa era in testa alla classifica, sì.
Beh, può succedere. Sì, questo sì, però è chiaro che ha incontrato una squadra abbastanza giovane, allenata bene, però insomma la forza d'urto di uomini importanti che c'è il Gela ha fatto la differenza. Certo, sono 3 punti, come dici tu, salutari per la classifica, per l'ambiente, e quindi l'aspettiamo alla prossima. Tra l'altro Bonaffini, il direttore generale, ha lasciato la squadra. Ecco, vedi, sono di quelle situazioni che è chiaro che se non li vivi dentro non puoi dare un giudizio complessivo, però sono stati personaggi che hanno contribuito sicuramente a far sì che il Gela facesse il salto di qualità, perché a livello societario, a livello di conoscenza e compagnia varia, quindi è stata anche una colonna non indifferente nel calcio del 2000 a Gela. Però insomma aspettiamo, perché chiaramente tu mi insegni e siamo abbastanza ripetitivi, perché poi sono i numeri, ci sono queste nostre squadre che una settimana c'è chi sale, c'è chi scende. Vero, ci dimentichiamo tra l'altro che il Gela era neopromossa, anche il salto di categoria, seppur di esperienza, si sta comportando bene, e quindi penso che insomma Gaspare Cacciola sta facendo un lavoro, sta continuando a fare quello che gli hanno detto di fare alla società, cioè quello di far bene, portare la gente allo stadio e valorizzare il prodotto che ha in questo momento. Guardiamoci gli highlights. La vittoria pesantissima, come abbiamo detto poc'anzi, del Città di Gela, 3-1 contro l'Enna. Siamo qui al Vincenzo Presti, questa è Gela Enna, buona partita a tutti, è in posizione regolare, rientra Martinengo, può metterla in mezzo, può anche pensare al tiro, lo fa, pallone che rimane lì, dall'altra parte poi Marino, altra opportunità, prova ad andarsene, ci riesce Maltese, mette questo pallone in mezzo, Sarao! E c'è il gol del Gela, Sarao porta in vantaggio la sua squadra, come a Messina, se la mette sulle spalle e fa 1-0, grande gol di Manuel Sarao. Ci prova Pedicone, palla alta, è pronto Dario Maltese, batte questa palla, pallone che rimane nelle di rigore, non ci arriva nessuno, poi ancora pallone ricacciato dentro e qualche porta! C'è Michael Benassimo, c'è anche posizione di offside, occasione per l'Enna. Ancora Pedicone con un ottimo tiro, scusate era distratto, c'è il pallone ancora in area di rigore, Pedicone e viene fischiato calcio di rigore. Dadic contro Minus, parte Dadic, spiazza Minus. E si riparte, buon secondo tempo a tutti. Corner dunque, possibilità, palla messa in mezzo, il colpo di testa di Sbuttoni, centrale. Petta un po' in ritardo, poi Cenao tenta il tiro in 2 tempi, Thomas Colaci. Sarao ci prova, e traverso incredibile di Sarao. C'è una a questo punto contro Minus, scusate, contro Colace che esulta. Palla in mezzo di testa, poi ancora il tentativo di Mbaye. Marino la mette di 9 e mezzo sul secondo palo, palla che è rimasta lì, c'è il fallo di Petta e rimane per terra anche l'Oliva. Vincenzi la stoppa, poi può provare il tiro, Vincenzi! Amedeo Vincenzi! Il gol del Gela, il 2-1, il 10, Amedeo Vincenzi torna al gol e lo fa dal momento migliore, non poteva scegliere un altro momento per fare il gol. Amedeo Vincenzi prova ad andare Gabriele Gigante e ci riesce, se n'è andato Gigante, cost to cost Gabriele Gigante, può metterla in mezzo, poi viene tra calcio di rigore, calcio di rigore, fischia il direttore di gara, parte male Sarao che spacca la porta e non può essere che Sarao Meravigliao, l'uomo che chiude la partita, e c'è il triplice fischio e game over. Il Gela torna a vincere in casa e lo fa bene, lo fa con una vittoria per 3-1 sull'Enna, rimanendo anche in 10. Gol fondamentale di Amedeo Vincenzi e doppietta di Manuel Sarao. E chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D con la tua amata Milazzo. Milazzo che comunque si è fatto valere perché vince in casa del Ragusa 1-0, tra poco sentiremo anche le parole di Catalano. Perché questo Milazzo sta in questa situazione di mezzo? Cosa manca per fare il grande salto nel gruppo che potenzialmente può aspirare quantomeno ai playoff? Ma diciamo che come abbiamo
in un certo senso parlato bene di Romano e di Martello, qui possiamo parlare bene di Catalano e Strianese, coppia già conosciuta, lo scorso anno. Ecco, sono personaggi che camminano insieme, quindi man mano hanno sintonia. Vanno in sintonia, giusta la definizione, quindi io ho molta fiducia in questo diciamo contenitore che porta sicuramente dei benefici dove vanno a lavorare. Cosa manca? Intanto hanno preso un pezzo pregiato, indipendentemente da tutto, insomma, io che sono difensore centrale e so che davanti c'ho Curiale, io sto sempre lì all'allerta, magari non toccherò una palla, non toccherò una palla, ne tocca una e mi fa gol. Il problema è questo, sperando che ne faccia questo tanti, può essere anche un messaggio che la società vuole mandare a tutti i tesserati, a tutti coloro che dicono noi quest'anno vogliamo fare bene. Hanno una tifoseria importante, una tifoseria che li segue, è vero. Quindi per l'ennesima volta troviamo un'altra società, un altro club dove c'è in questo momento entusiasmo e insomma ci piace, ecco, quando dicevo all'inizio è un campionato bello, proprio perché ogni settimana c'è sempre una squadra che qualcosa fa in più, fa qualcosa in più. Magari loro non ci pensano, però poi le cose accadono. E il Milazzo ne è un esempio. Sentiamo proprio una battuta di mister Catalano che vince questa partita contro il Ragusa, 1-0 il risultato finale. Ma alla vigilia adesso sembra tutto facile e per noi non era facile, anche perché venivamo da 2 sconfitte pesanti e quindi arrivare qua e avere quella convinzione, quella decisione di poter fare il risultato pieno non era facile. Però devo dire che i ragazzi hanno avuto l'atteggiamento giusto, abbiamo affrontato la partita con il piglio giusto, siamo riusciti a fare gol, c'è stata un po' di pressione poi forse alla fine, anche perché era quasi 90esimo, buttando quelle palle dentro l'area magari cercavano di pareggiare la partita, no? Noi siamo stati bravi a difendere e credo che abbiamo portato a casa 3 punti per noi importanti e meritati. Giusta definizione, 3 punti pesanti e a questo punto, secondo Catalano, meritati. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità e poi subito dopo parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Adesso arriva lo spazio dedicato al campionato di eccellenza. Girone A del campionato di eccellenza, subito la schermata dei risultati delle partite di domenica. Parmonval 90-011 Bagheria 2-2, Partinica Audace Marsala 1912 0-0. Vince fuori casa il Città di San Vito Lo Capo 2-1 contro l'Accademia Trapani, così come vince anche il Castellammare contro la Folgore Castelvetrano 2-1. Pareggio tra Bagheria Calcio e Montelepre. Don Carlo Misilmeri batte Cus Palermo 3-2. Pareggio tra Camarat 1972 ed Unitas Sciacca 1-1 il
del risultato finale, ed infine vittoria del Licata 2-0 contro il San Giorgio Piana. In base ai risultati guardiamo subito la classifica, che è leggermente non aggiornata perché, come tutti ben sanno, la partita tra Partinica Audace e Licata verrà ripetuta, pertanto le due squadre in questo momento hanno un punto in meno rispetto alla classifica che stiamo guardando, che attualmente vede comunque al primo posto il Licata con 17 punti, 16 Castellammare, con 15 il Marsala 1912, 13 punti Città di San Vito Lo Capo, con 12 Camarat e Partinica Audace, con 11 Unitas Sciacca, 10 punti Don Carlo Misilmeri e Bagheria Calcio, con 8 90-011 Bagheria, con 7 San Giorgio Piano Montelepre, con 6 Accademia Trapani, 4 punti Parmonval, con 3 punti il CUS Palermo, ed infine ultima in classifica la Folgore Castelvetrano con un punto. Allora, non parliamo del fattaccio Partinico Audace Licata, perché ha dell'incredibile, partita che verrà ripetuta perché ci sono stati degli errori diciamo tecnici nella consegna delle distinte, e su questo insomma stenderei veramente un velo pietoso, ma per tutti, sia per la federazione ma anche e soprattutto per le due società. Parliamo di campo, e parliamo di campo con questo Licata che comunque conferma di avere la forza fisica e anche di un gruppo importante per cercare di vincere questo girone, perché alle sue spalle sono in molti a premere, o sbaglio? Assolutamente sì. Guarda, io non me l'aspettavo che avesse questa forza, come dici tu, proprio all'inizio del campionato, perché una retrocessione è sempre una retrocessione. È vero, è vero. E non era facile costruire in un ambiente chiaramente un po' scosso, in maniera negativo, una squadra forte, di prendere un allenatore che sposasse un progetto. Parliamo di Lillo Bonfatto. Di Bonfatto, che penso che sia all'altezza della situazione, e quindi vederla lì chiaramente è un vanto per il lavoro e il sacrificio che hanno fatto un po' tutti. E guardavo, non volevo entrarci, però se dobbiamo entrarci in questa ripetizione, quello che potrebbe andarci sotto è proprio il Licata, sì, rispetto al Partinico Audace, certo. Perché se il Partinico vince il gap si accorcia, e però se il Licata lo vince lui, potrebbe essere, diciamo, una mezza fuga. In questo momento c'è un po' di confusione in classifica. Sì, però come dici tu, mi permetto di dire, insomma, più corsi di dirigenti bisogna farli, perché non si possono permettere questi errori. È vero, è vero. A Marsala invece stanno facendo un bel progetto, perché l'arrivo di Filippo Chinnici, il reset completo della società, la nuova immagine di questa società ci fa capire, anche con gli acquisti che hanno fatto, che questo Marsala 1912 vuole essere protagonista in questo girone A, o sbaglio? Assolutamente sì, io conosco Filippo perché l'ho visto crescere in questi anni, è partito proprio dalla base, ha vinto tanti campionati, si è costruita una sua identità, con lui camminano sempre quei 4-5 giocatori che sono lo zoccolo duro, però quest'anno insomma credo che ha una Maserati nelle mani. Il Marsala ha fatto un acquisto, intanto uno solo, per dire tutti, c'è Tommaso Scuffia in porta, insomma, che è un personaggio, è una super garanzia. Un personaggio che sicuramente porterà solo lui 10 punti al campionato, se non succede niente di particolare. Il portiere rimane sempre uno dei ruoli più importanti. Io per mi auguro che la piazza riesca a dare una mano a questa squadra. Ma io sono molto ottimista, perché è una piazza matura che vuole rientrare nel calcio. Non vorrei essere frainteso, non ho niente di confronto ho capito, del Marsala, però il troppo entusiasmo può creare invece bisogna piano piano sostenerla, anche nei momenti accompagnarla. Bene. Allora ci guardiamo gli highlights con le relative interviste post partita di questo Partinica Audace Marsala 1912, Partinico che, a prescindere da quello che è successo con il Licata, comunque conferma che quest'anno vorrebbe avere un ruolo da protagonista in questo girone A. Ricordiamoci che anche lì c'è un personaggio importante come Andrea Pensabene, che è una garanzia assoluta. Ma non parlerei soltanto del mister, parlerei proprio di tutto il reset dirigenziale che hanno creato. Ma se il comandante è bravo, il direttore d'orchestra è bravo. Fa tanto. Guardiamoci gli highlights e anche appunto le interviste post partita.
Sicuramente noi siamo venuti qua per vincere, è ovvio, però dall'altro lato c'era un avversario comunque di livello che ha fatto una buona gara, un po' meglio loro nei primi 15-20 minuti, poi noi abbiamo preso le misure e devo dire che ho visto un ottimo Marsala, abbiamo creato diverse occasioni, potevamo fare il gol e sarebbe stata un'altra partita, ma oggi io devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dato veramente tutto, abbiamo rischiato pochissimo, il mio portiere non ha fatto parate importanti, Polizzi invece qualcuna l'ha fatta, quindi devo dire che oggi i ragazzi hanno dato tutto e sono contento di questo. È stata una partita un po', abbiamo subito qualcosa più noi, però il secondo tempo abbiamo dimostrato più cazzimma e potevamo chiudere con abbiamo avuto più occasioni che potevamo chiudere meglio il match. Un punto non fa mai male, però potevamo fare di più, questo è sicuro. Incontravamo una delle candidate a vincere il campionato e sappiamo benissimo la struttura di calciatori che ha il Marsala. Diciamo che è stata come una partita a scacchi, il primo tempo meritavamo qualcosina noi, poi il secondo tempo effettivamente è uscito il vero Marsala e ci hanno schiacciato e siamo entrati un po' in sofferenza, però poi alla fine il risultato accontenta tutte e due squadre e devo dirvi che per noi è anche un buon risultato. Insomma, un girone A ingarbugliatissimo e siamo contenti perché conferma che la categoria dell'eccellenza, è una categoria bella, intensa, ogni settimana non lascia nulla al caso e ogni partita diventa veramente un big match, no? Sì, diciamo che da noi le eccellenze sia nel girone A che nel girone B sono due bei campionati dove molto seguiti. Ci sono dei soldi che girano non impressionanti. Io mi permetto, puoi farlo a casa tua, penalty e casa tua. Grazie, molto gentile. Volevo fare un grosso in bocca al lupo a un nostro amico Corrado Mutuolo che è entrato in categoria e auguriamoci che possa insieme alla nuova società, cioè alla sua nuova società Montelepre, trovare, ma chiaramente volevo fare un saluto a Peppe Guida che è un ottimo lavoratore di campo, è vero. E non soltanto. Allora nel frattempo dobbiamo salutare anche Brucculeri che è diventato il nuovo allenatore dell'Unità. Ma Brucculeri, quello Brucculeri? Sì, quello mannaggia, Totò, ma statti a casa. Ma sai, un grosso bacio a Totò. Però secondo me sai l'esperienza fa tanto in queste categorie, un grosso perché poi è un personaggio meraviglioso, è un piacere, veramente. Parlare con lui è un piacere. È vero. Bene, voltiamo pagina, adesso parliamo subito del campionato di eccellenza girone B. Anche qui si è giocata la settima giornata del girone d'andata, state già vedendo la schermata. Messala 1966 batte Leonzio 1909 1-0, vince 5-0 l'Atletico Catania 94 Via Grande contro il Giarre Calcio, vince anche fuori casa il Gioiosa 2-1 in casa del Melilli, 2-0 Rosmarino contro l'SC Palazzolo, Vittoria batte Leonfortese 1-0, Calcio Avola 49 batte Mazzarone Calcio 2-1, pareggio tra Nebros e San Fratello Acquedolcese, mentre invece vince fuori casa il Modica 2-1 contro il Niscemi FC, partita molto accesa. Guardiamo anche questa classifica, anche questo girone di eccellenza è molto ingarbugliato. Attualmente in testa Calcio Avola 49 con 19 punti, con 16 Messana 66 e Modica Calcio, con 15 il Vittoria, con 14 Atletico Catania 94 Via Grande, 13 punti Leonzio 1909, con 12 Gioiosa e Rosmarino, con 10 il Mazzarone Calcio, 8 punti Niscemi FC, 5 Nebros e Giarre Calcio, 4 punti Leonfortese e San Fratello Acquedolcese e poi con 3 punti SC Palazzolo e Melilli. Che differenza c'è tra questo girone B ed il girone A secondo te? Ma questo mi sembra abbastanza più tecnico rispetto al girone Quindi A. anche più equilibrato. Molto più equilibrato, anche se c'è la parte destra, la parte sinistra della classifica dove ci sono quelle che in questo momento hanno dato di più e c'è una buona differenza sul lato destro, dove chiaramente tra l'ultima, diciamo che c'è un gradone proprio tra quelli di testa e quelli che tra dovranno l'ultima e la prima salvarsi. ci sono 16 punti in 9 partite, in 8 partite hanno fatto 8 partite, 7 partite, 7 partite, quindi diciamo che il divario c'è.
Sono contento per alcune piazze che si stanno mettendo in evidenza. Ci sono quelle 2 o 3 squadre messinesi, tipo la Messana, che sta facendo veramente bene, il Rosmarino che sta cercando di fare punti importanti per la salvezza, e poi chiaramente Vittoria e Modica che se la giocheranno insieme a questo Avola che non c'è soltanto il vino buono, ma c'è anche la squadra. E una dirigenza che vuole la Serie D, attenzione, vuole la Serie D. E poi li ho visti motivati, scendono in campo con il giusto appiglio. E hanno anche un allenatore di cui sentiremo ancora sempre di più parlarne, Attilio Sirigu, che è giovane, conosce l'ambiente, ex giocatore dell'Avola, ma soprattutto conosce questo gruppo di ragazzi che già lavora con lui da più di 2 anni. E vedi, certe volte poi la continuità ti porta poi ad avere una complicità da parte di chi ti segue, e poi le tue idee vengono messe in campo e se la giocano ovunque. È vero. Però dico, il nostro presidentissimo Proto quest'anno mi pare che insomma... Beh, diciamo che io penso che la griglia playoff non dovrebbe sfuggire, poi forse per fare qualcosa in più ci vuole qualcosa in più. Quello sicuramente, perché più il gap va a salire, più è chiaro che bisogna esserci più dentro il pezzo. Però sai, Lucio Tosto, Galvano, qualche giocatore esperto, magari qualche altro magari verrà, perché è una squadra certamente da prendere sempre mangiando non è escluso che l'appetito arrivi, perché chiaramente... Allora, abbiamo parlato del Calcio Avola che vince una partita bellissima contro il Mazzarone Calcio. Guardiamoci gli highlights e anche le parole, sentiamo anche le parole di mister Sirigu. Ma per lo spirito che abbiamo noi non può essere una consuetudine, noi non possiamo abituarci alle vittorie, anche perché sappiamo, dico sempre ai ragazzi che sappiamo da dove veniamo, è giusto festeggiarle, perché ogni gradino che questi ragazzi guadagneranno in questo campionato va festeggiato, perché è frutto del lavoro, ma non possiamo abituarci, non siamo nelle condizioni di poter farla diventare una consuetudine, anzi dobbiamo riscoprire la felicità, la gioia, la magia della vittoria ogni volta che questa arriva, perché come ti dicevo sempre è frutto di un lavoro veramente importante, di un lavoro certosino fatto nei minimi dettagli. Questi ragazzi hanno uno spirito importante di cooperazione e devo dire che oggi abbiamo incontrato una squadra importante, oggi abbiamo incontrato una squadra qualitativa, una squadra ben messa in campo, non avevo dubbi, perché conoscendo mister Raciti, Ezio Raciti, non avevo dubbi che oggi sarebbe stata una partita difficile, così è stata, perché hanno giocatori di qualità, perché sono organizzati, perché ci hanno impensierito molto, però devo anche dire che secondo me la vittoria dei nostri ragazzi è meritata per quello che si è visto in campo, e quindi faccio i complimenti al Mazzarone, gli auguro un buon proseguimento di campionato e faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché oggi sono 3 punti dal peso specifico importante, la 6ª vittoria consecutiva, credo che siano numeri veramente strepitosi e il merito è tutto loro. Noi dobbiamo continuare a vivere questo sogno, la società, il gruppo, lo staff, i tifosi, la città deve continuare a vivere questo sogno, perché sono momenti importanti, sono momenti che probabilmente in eccellenza non sono mai stati vissuti. E quindi lo spirito della gioia, lo spirito del sognare, di vedere questi ragazzi lottare per la maglia della nostra città, perché anche la mia città, è qualcosa che ci deve inorgoglire, ci deve spingere sempre a sostenere questi ragazzi, perché vi garantisco che lo fanno con tutto l'amore e la professionalità possibile. Non ti nego che oggi al primo tempo sono stato anche duro con loro, perché nel gol preso ho visto un po' di paura, perché c'era tanta gente, perché volevano dimostrare di fare bene e magari hanno sentito la pressione di essere stati raggiunti nel pareggio, e questo non deve succedere, perché i nostri ragazzi non devono avere paura, perché non devono avere pressione, perché tutto quello che stanno costruendo è loro, merito del loro sacrificio, e quindi non possono subire nessuna pressione, devono solo continuare a fare quello che stanno facendo per loro, per noi, per la società e per la città. Complimenti dunque a questo Calcio Avola che
tenta il grande salto verso la Serie B, c'è volontà societaria, c'è capacità anche tecnica di mister Attilio Sirugo, insomma quest'anno in molti dovranno fare i conti anche con la bella realtà siracusana. Ma guarda, io non lo conosco personalmente, però per quello che ho sentito mi pare che abbia detto delle cose molto sane, molto corrette, e credo che tanti dovrebbero prendere esempio da questo contenuto, perché poi sono delle parole chiaramente semplici ma che toccano le corde di chi magari, come diceva, insomma, la tensione di essere stati raggiunti. Alcune cose bisogna saperle anche dire. Sì, questo sicuramente. Però, magari uno ce l'ha in mente, però non li sa esprimere. Io penso che se uno vuole migliorarsi deve cercare di trovare delle tematiche, dico, studio, perché poi alla fine il sapere ti porta ad avere potere. Giusto. Allora siamo ai saluti, però non abbiamo parlato di quella che è la tua professione. Tu sei un allenatore, hai lavorato tantissimo con i settori giovanili, ti sei guardato un po' intorno quest'anno? C'è qualche richiesta che è arrivata? Perché io dico sempre, e lo confermo anche questa settimana, chi viene a penalty spesso e volentieri non ha squadra, la squadra la trova. Ma guarda, io mi auguro che attraverso, diciamo, questa ospitata, che a me fa sempre piacere, lo so. Io vengo ovunque dove sei tu, anzi ti ringrazio per quello che hai fatto l'anno scorso, che mi hai premiato, mi hai fatto salire sul palco. Ai Penalty Awards, sì, bella passerella, quindi, sì, è vero. Mi sono anche molto divertito. È stato un piacere anche nostro. Molto divertito. Io credo che non è bello e non è neanche facile poter parlare di questa cosa, nel senso che se non c'è qualcuno che ti cerca, probabilmente perché sono coperti. Però mi rendo conto che, insomma, non parlo da me, io parlo per quello che ho fatto. Qualcuno mi dice che ho fatto delle cose positive. Assolutamente, e quindi mi auguro che questa possa esserci la possibilità di poter dare un piccolo contributo. Io credo tra l'altro che bisogna sempre comunque aspettare il momento giusto, perché è facile trovare squadra, magari non avendo un'idea ben precisa dove che si va. In questo momento magari c'è stata qualche cosa che è nata, qualche telefonata, un piccoli sondaggi, però mi rendo conto che, insomma, alcune esperienze negative ti devono far capire che devi aspettare il momento propizio, devi vagliare il giusto momento. Prima o dopo il treno si fermerà in qualche stazione, l'importante è che, insomma, sei lì ad aspettare e ci sali. Allora noi te lo auguriamo, Giuseppe, intanto perché sei una bella persona, sei un uomo di sport, sei un uomo di calcio, sei una persona competente. Io credo che prima o poi arriverà anche il tuo momento, ne siamo pienamente convinti. Ti ringrazio di cuore, saluto i tuoi telespettatori ovunque voi siate, ma grazie per questa ospitata. Grazie dunque a Giuseppe Giordano, che è stato ospite oggi all'interno della nostra trasmissione Penalty, che si ferma qui. Vi diamo appuntamento chiaramente a domani alle 21 per parlare di promozione prima categoria, sempre sul canale di TVM Palermo, canale 19, mentre invece con lo spazio dedicato al campionato di Serie D ma anche al campionato di eccellenza ci vedremo anche sul canale 15 di 7 Gold venerdì prossimo a partire dalle ore 19. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.